Mi sto avviando verso Mazzanni, il pozzo C, che è l'ultimo pozzo rimasto. Gli altri due ve li ho già mostrati diversi mesi fa. Ora il problema che ho avuto nei mesi scorsi non ce l'ho oggi. Nei mesi scorsi c'era stato il problema del tempo e anche del clima, perché stava per piovere, e quindi sono dovuto andare via per questi due motivi. Ma questa volta la giornata è veramente molto bella, una bella giornata pre-invernale, temperatura fra i 9 e i 12 gradi, stamattina erano circa 4 gradi, posto bellissimo, veramente da rigenerarsi. La Sardegna è veramente bella. Non ho incontrato praticamente nessuno. E adesso ci ritroveremo al bivio. Dovrò svoltare sulla destra, ma questa volta farò una strada diversa, poi vi farò vedere quale. Farò una strada meno difficoltosa, leggermente più lunga, seguendo la strada principale, così avendo più tempo posso benissimo gestire anche sia le riprese che il percorso. Tanto più o meno abbiamo già visto gli altri siti e niente, a tra poco. Eccomi al bivio dove sono passato l'altra volta per Mazzanni. Questa volta però, anziché girare qua a sinistra, andrò dritto. La strada è più lunga, però è anche più facile. Il tempo è buono, non sono neanche l'una, quindi questa volta me la prendo comoda. Praticamente io devo andare là sotto, vedete quella pineta sulla destra? Lì c'è il pozzo C, quindi potrei passare da qui e sicuramente risparmio moltissimo tempo, ma lì ci sono le api, l'alveare delle api. Non so se vi ricordate l'altra volta, se avete visto il video, facciamo una zoomata. Scusate l'inquadratura ballerina, ma ancora non ho comprato la staffa. Quelle sono delle arnie, praticamente l'altra volta sono passato proprio di fronte a quelle arnie. Quindi anziché scendere qua giù questa volta, bel panorama nel frattempo, questa volta andrò dritto. La strada si allarga, la prende diciamo più larga. Dietro questa montagna c'è il rifugio Montoni, non si vede da qua. Siamo in una zona abbastanza alta, nel territorio di Vallermosa. Bene, ci vediamo fra poco. Stavo camminando nella strada, poi mi sono imbattuto in questa specie di accampamento. Ci sono anche dei mandarini qua, non ho capito se è un accampamento dei pastori. C'è una cassa di mandarini qua, di clementine. Qui hanno fatto un fuoco, c'è una corda, è un accampamento di qualcuno, o dei cacciatori probabilmente. L'hanno lasciato qua questo telone e niente, una bella cassetta di mandarini, non li tocchiamo ovviamente e proseguiamo.
Qui è un altro fuoco hanno fatto, avranno ammazzato il maialetto, il cinghiale, anzi il cinghialetto, poveraccio. Adesso noi proseguiamo per questa strada e ci vediamo tra poco. Eccoci qua, siamo arrivati nel punto più alto della strada. Ovviamente c'è una strada che sarà quella più in alto, ma quella strada va al Rifugio Montoni, che è qua dietro, qua sopra, non si vede da qua, è ancora più in alto il rifugio. Praticamente noi stiamo riprendendo la strada dove l'altra volta io l'ho ripresa dal basso, vedete la strada dal basso, questa volta l'ho ripresa dall'alto, quindi ho fatto il giro dall'alto, proseguendo la strada sterrata, mentre l'altra volta ho tagliato per il bosco, ho tagliato per la campagna, poi ho preso la pista antincendio, ho percorso un tratto della pista antincendio. Ecco qua, tra l'altro ci dovrebbe essere il Tempio Punico, è un po' più sotto. Andiamo un attimo qui a vedere un panorama bellissimo. Siamo in una zona molto bella. Il Rifugio Montoni è più in alto, oltre quella non si vede da qua, c'è un'altra punta e non si vede. Qui siamo nella zona sopra Valle Hermosa e quei montagne che vedete là in fondo sono le montagne di Domus Novas. C'è anche la grotta di San Giovanni e l'Iglesiente, Sa Duchessa, Malacalzetta più dietro, mentre lì sulla destra non si vede, c'è la zona di Isa Arenas. Ecco, noi dobbiamo scendere qua, praticamente a destra in basso a circa un centinaio di metri c'è il Tempio Punico che abbiamo già visto, e a sinistra sotto quella pinetta c'è il Pozzo C, che è quello che ci manca, che non vi ho fatto vedere l'altra volta. Gli altri due pozzi li abbiamo già visti. A ritorno non so se di fare questa strada o no, forse sì, perché non ho voglia di oggi non ho voglia di fare peripezie, sali scendi e scalare, perché ho mal di schiena, sono un po' stanco, quindi me la voglio prendere comoda oggi, altrimenti tagliavo lì, facevo molto prima, ma mi rifaccio la strada di prima. Ecco il Tempio Punico, eccolo qua, siamo già entrati, l'abbiamo già visto. Visto che ci siamo, lo facciamo rivedere un attimo. Entriamo un secondo, dai. Tanto l'abbiamo già visto, ma queste sono le rovine del tempio. C'è rimasto veramente ben poco del tempio, vedete? Guardate. Però non ci stiamo molto perché sennò poi perdiamo tempo. Ho già filmato e quindi insomma avete già il video. Ecco il tempio, veramente pochissimo rimasto in piedi. Questa parete, diciamo che fosse l'unico pezzo della struttura leggermente integro, ma poi è tutto un cumulo di macerie, di rocce molto antiche, di pietre. Questo probabilmente era disposto a pianta rettangolare e c'è una lucertola. Vediamo, la zoomiamo poco a poco. Bene, a tra poco.